Al via la terza edizione della manifestazione Super Mare Cross. La prima tappa si svolge questo fine settimana sulla spiaggia di Rosolina Mare e il circuito si estende lungo 7 bagni del litorale. Le tappe nell'arco dell'anno sono 5 tra Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Lazio, con la finalissima che si svolge in Sicilia. Ad ogni tappa i piloti acquisiscono punteggio e alla fine si fa la classifica finale. A presentare l'evento all'Auditorium Sant'Antonio il Motoclub di Rosolina Mare, presieduto da Alessio Martinello. Con lui il responsabile del circuito gara Roberto Cesari, Nicola Mantovani e Graziano Mazzon, che si occupano dell'amministrazione e della burocrazia. C'erano anche Eugenio Bernardinello, che si occupa dei rapporti con l'autodromo, Davis Martinello, Matteo Di Sette e Ermanno Cesari, che sono i bracci operativi. Il quartier generale delle gare è I Bagni dal Moro, diretto da Ulderico Donà. Alla presentazione erano presenti il sindaco Franco Vitale e l'assessore regionale Cristiano Corazzari. Il sindaco si è complimentato con il Motoclub e ha sottolineato che questa manifestazione contribuisce ad aumentare il turismo e l'indotto della località balneare. L'appuntamento è sabato alle 15 al ristorante Stella Marina, dove sono aperte le iscrizioni e viene fatto il piano gara. Domenica alle 9 iniziano le gare che termineranno alle 16. Prima delle premiazioni ci sarà una conferenza dove si possono conoscere i piloti. È attesa la campionessa mondiale lombarda Chiara Fontanesi. Allora, ormai dovremmo essere abbastanza avviati, la terza annata questa, diciamo che i collaudi li abbiamo fatti, siamo andati anche a visionare altri eventi di questo genere e mi sembra che a noi non ci manca niente, ecco, è un evento che lo stiamo preparando al meglio e secondo me non abbiamo niente da imparare da nessuno, perché visto quello che fanno in giro non siamo i peggiori e forse neanche i migliori, ecco. Cosa dire? Io spero che quest'anno sia all'altezza dell'anno scorso. L'anno scorso è stata una giornata stupenda, pubblico stupendo e i piloti sono intervenuti diversi. Cioè, mi sembra che è una cosa non avanti i piloti. Che cosa dire? Se facciamo il pari dell'anno scorso, che secondo me quest'anno migliora, diciamo che non viene più fare che altro che farci l'applauso. Allora, sono qua per complimentarmi con il Motoclub di Rosolina perché da anni lavorano per manifestazioni motoristiche di alto livello che sono un punto di riferimento non solo per Rosolina ma per tutto il nostro delta e anche direi a livello regionale. Per questo motivo vanno incentivate queste manifestazioni che sono un'attrazione turistica e sportiva del nostro territorio. La Regione del Veneto sostiene questo movimento sportivo come sostiene tutti gli sport, perché attraverso lo sport si crea gruppo, squadra, amicizia, volontariato e si fanno iniziative a favore di tutta la comunità, non soltanto dell'attività agonistica. Quindi investire nello sport, aiutare lo sport significa aiutare tutti. Grazie e sicuramente sarà un successo.